Un attimo, buonasera a tutti, diamo inizio a questo consiglio comunale. Il segretario può fare l'appello. Io vi facciamo buona giornata. Russo Alessandro, Boato Giuseppe, Comisto Giovanni, San Rocco, Barbaro Riccardo, Cotorussi Filippo, Barzano Lorenza, Massiera Vitto, Tomassaro Andrea, Piotto Giacomo, Miolo Riccardo, Ponte Rosanna, Telmo Luca, Paolo Marco, Ferraro Maisa. Grazie segretario. Nomi agli scrutatori la signora Manzano, la signora Ferraro e il signor Tursi. Ci sono interpellanze e interrogazioni da presentare. Do la parola al consigliere Conte. Quali interventi per l'ex centro aziendale di Giasto? La sottoscritta Rossana Conte, consigliera comunale per Lega Nord, facente parte del gruppo consigliere di Cassini Camion Sindaco. Con la presente interrogazione intende conoscere quali sono i programmi progettuali che interessano l'intero complesso dell'ex centro aziendale di Giasto di Crause, che si trova proprio all'ingresso della località, il cui recupero da parte dell'amministrazione comunale doveva essere finalizzato a diverse destinazioni, tra cui la principale è la sede dell'Istituendo Museo Archeologico del Mare, quindi il comando della polizia municipale, l'ufficio turistico e un centro di promozione di prodotti agricoli. A riguardo si presente che la sede della polizia municipale, che è lì ubicata, appare inadeguata per la città a vocazione turistica e più in generale per la comunità di Crause, considerato che, mancando una sala d'attesa, coloro che si recano per ottenere informazioni ed effettuare pratiche, avanzare contestazioni o per semplici comunicazioni, devono attendere all'esterno, sotto il porticato, per motivi di privacy, tenendo altresì conto che molto spesso questioni di carattere estremamente personale possono venire scontate da altre persone, in spregio quindi alla stessa privacy. Risulta fin troppo evidente che, oltre a non rispettare in alcun modo la riservatezza per le persone, sia essi turisti o cittadini di Crause, non si tratta certamente di un biglietto da visita consono a una località di rilevanza internazionale. Inoltre, nella zona immediatamente retrostante al comando c'è un edificio che dà decisamente brutta mostra di sé, con il tetto completamente scoperchiato e un complessivo stato di abbandono. Nel piazzale, entrando dal cancello a destra, è pure ancora presente una tensostruttura che dovrebbe custodire e riparare dall'intemperie un'imbarcazione che in termini marinai viene chiamata trabaccolo e che molti sarebbero sicuramente interessati a verificarne non solo l'esistenza ma anche il suo stato attuale sotto la struttura protettiva. Da ultimo, nel far presente che nel complesso di altri edifici dei quali si vorrebbe conoscere uso e destinazione, si chiede da parte dello scrivente quante volte è stato aperto nel 2016 ed eventualmente per quali manifestazioni il centro per la promozione dei prodotti agricoli, nonché se ancora di qualità il museo archeologico del mare, dato che appare impensabile ormai il recupero della nave romana che ne doveva essere il cuore, e ciò sia per le condizioni in cui probabilmente si trova a fronte dei ripetuti saccheggi da parte di persone responsabili, sia per i costi da sostenere per il relativo recupero. A fronte di tutto quanto descritto, come detto in premessa, si chiede di conoscere in merito
da parte di codesta amministrazione comunale. Grazie. Chiaramente informazione del vice sindaco su Porto Santa Margherita. La scritta del trasporto consigliere comunale di Vero Nord del gruppo consigliare di Cicagnolo, sindaco. Preso atto delle dichiarazioni del vice sindaco Giovanni Comisso riportate lo scorso 20 luglio nella Nuova Venezia in relazione a quanto precedentemente dichiarato sullo stesso quotidiano dal presidente dell'associazione città di Santa Margherita Galante, a proposito della situazione della località a suo dire dimenticata dall'amministrazione comunale, tanto da paventare l'ipotesi di un possibile referendum per un'eventuale richiesta di staccarsi da Cava per passare sopra il comune di Torre di Mostro. Ritenendo che quella del possibile distacco è apparsa alla scrivente più una provocazione che un'effettiva volontà, tante anche l'oggettiva difficoltà di una sua concreta realizzabilità, ma che ha evidenziato nel contempo una latitanza negli anni da parte dell'amministrazione comunale rispetto a quella che è stata per molto tempo il fiore all'occhiello del comune di Cavole. Rilevato che nell'articolo sopracitato il vice sindaco Giovanni Comisso, oltre alle discutibili e inopportune, usando anche toni offensivi dispregiativi, dichiarazioni per l'amministrazione comunale, quali hanno l'evidenza solo e esclusivamente per le butte del vino nella seconda casa, oltre che per avere le popolazioni fiscali sui servizi, acqua, gas e luce. Sfido chiunque a contare più di 400 persone che vivono stabilmente a Porto Santa Margherita, o ancora, se io fossi un socio dell'associazione segretaria di Porto Santa Margherita e avessi il presidente Galante così disinformato, mi sentirei ridicolizzato. Io cambierei presidente, ma non sono socio, si arrangino loro. Ha comunque riportato una serie di cifre relative agli interventi che sarebbero stati fatti e programmati nella località di Porto Santa Margherita. Tutto ciò penso chiede: se il sindaco non intende censurare in modo offensivo con cui il vice sindaco si è espresso nei confronti del presidente dell'associazione proprietaria di Porto Santa Margherita Galante e indirettamente anche e soprattutto nei confronti degli stessi proprietari, con toni e dichiarazioni che di certo non dovrebbero essere proprie di amministrazione, per lo più a fronte delle cariche che proprie. Se quanto esposto dal vice sindaco è condiviso dal sindaco e dalla giunta, nonché dall'intera maggioranza che sostiene l'attuale esecutivo di centro-sinistra, o se piuttosto non sia stata una reazione personale probabilmente dettata anche da pregiudizi della sua politica. Quali sono infine gli interventi concretamente effettuati e quelli programmati per l'amministrazione comunale per la località di Porto Santa Margherita e quale sarebbe in sostanza la consistente spesa che l'amministrazione comunale ha sostenuto nei confronti della località, come stabilito nell'articolo scorso del 20 luglio del vice sindaco. Grazie. Ci sono altre interpellanze? Sì, io non ho capito. Un'altra cosa. Episodi vandalici e furti nei cimiteri, quali azioni da parte del comune? La società Rossano consigliera comunale Oregano, gruppo di Civicagnolo sindaco, essendo venuta a conoscenza da parte di molti cittadini che all'interno del cimitero del capoluogo succedono frequentemente, anche in questo periodo estivo, incresciosi atti vandalici e soprattutto furti di oggetti, vasi e fiori a danno dei locali, con inevitabili danni al vantaggio dei proprietari. Con il presente chiede se anche l'amministrazione comunale è stata messa a conoscenza di quanto riportato alla scrivente da parte dei cittadini, come vengono effettuati attualmente i controlli all'interno e se non si ritenga da parte dell'amministrazione comunale di farli aumentare al fine di cercare di limitare tali atti vandalici e furti. Se lo ritenga opportuno, infine, di considerare l'ipotesi di installare nel cimitero del comune delle videocamere di sorveglianza, che sicuramente contribuirebbero a debellare questi fatti e garantirebbero una maggiore sicurezza, anche per coloro che fanno far visita ai loro congiunti, indicando pure i responsabili.
del traffico. La sottoscritta Rosaria Conti, consigliere comunale della Lega Nord di Civile Giagnolo, sindaco, avendo ricevuto varie segnalazioni da parte dei cittadini in relazione agli interventi effettuati dagli ausiliari del traffico, spesso a quanto sembra con toni anche arroganti e poco consoni al loro ruolo, oltretutto in località come Cava frequentate da ospiti anche stranieri, con la presente chiede quanti sono attualmente gli ausiliari del traffico che operano sul territorio comunale, con quali criteri vengono assunti in ambito comunale e con quali criteri vengono poi impegnati da parte del corpo della polizia municipale, qual è il loro effettivo inquadramento contrattuale e lavorativo e quali mansioni che devono concretamente svolgere, che tipo di formazione scolastica o professionale hanno per poter svolgere adeguatamente il loro ruolo. Infine sono stati sottoposti a controlli periodici rispetto al loro compito e al modo con cui lo svolgono, eventualmente con quale periodicità e se, come, avviene il loro aggiornamento rispetto all'attività da essi svolta, considerato che devono anche rapportarsi con i turisti, soprattutto stranieri che frequentano Cave. Grazie. Consigliere Antelmo. Grazie Presidente. Ho due interpellanze da presentare. La prima interpellanza con richiesta di risposta al Consiglio Comunale rispetto all'accesso agli atti presentato il 2 aprile 2017 con protocollo 13620. Vista la nostra richiesta di accesso agli atti presentata in data 2 aprile 2017 che vi richiedeva quali incarichi relativi alla progettazione, direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza fossero stati affidati a professionisti esterni dell'amministrazione, tenuto conto della nostra risposta ricevuta a Mezzotech, considerato che su un elenco totale di 13 lavori 5 sono stati affidati esternamente, valutato che l'importo generale degli incarichi esterni è stato di 28.748,93 IVA inclusa, tenuto conto inoltre che sono stati costi aggiunti a quelli sostenuti per l'esaurimento e la formazione del personale dipendente per i temi inerenti alla sicurezza nei cantieri fanno superare la cifra di 30.000 euro totali. Lette infine le determine la 107 del 7 dicembre 2016, la 47 del 23/3/17, la 74 del 28/4/2017, la 81 e l'82 del 20 aprile 2017 di estensione di incarichi, si richiede di sapere quali siano le ragioni che hanno condotto l'amministrazione ad esternalizzare gli incarichi. Come mai tali incarichi sono stati assegnati con affidamento diretto? Come mai non sia stata una rotazione? La seconda interpellanza, se mi consentite, è estemporanea perché l'ho voluta battere prima di venire qua ed fa seguito a due lettere che ho ricevuto seduta stante oggi stesso, che se vi prendete vado a leggere e poi vi leggo l'interpellanza. La prima lettera è che ho ricevuto e che è pubblica, comunicato del direttivo dimissionario del Calcio Cavour. E leggo: adesso che il direttivo si è dimesso dovremmo spiegare a grandi linee quanto è successo in questi mesi al Calcio Cavour, dato che sono usciti articoli di giornali inesatti e ci sono chiacchiere che non fanno onore ai fatti. Scusate, io ho copiato quanto di sempre riportato è solo la cronaca dei fatti, non opinioni personali. Si inizia nell'autunno dell'anno scorso, quando ci viene proposta da parte dell'assessore allo sport Boatto la fusione tra il Calcio Cavour e la Sangiorgese e la Salute di Vivenza. Dopo i primi incontri avuti tra le parti, la Sangiorgese si rifilava perché contraria alla proposta. Subito dopo anche il Cavour non accetta, in primo luogo per una visione totalmente diversa riguardo del calcio giovanile dilettantistico. Il presidente Braida stesso si dice contrario alla fusione. Dopo Natale, con la difficile situazione della prima squadra, il presidente Braida chiede ai propri collaboratori di trovare delle persone disposte a prendere il suo posto. Si propongono due imprenditori di Cavour con buone intenzioni, sono propensi a prendere il calcio Cavour. Braida a questo punto si toglie dal proprio ruolo e demanda all'amministrazione comunale il compito di valutare tali proposte. I due imprenditori vengono liquidati, anzi, il primo sta ancora attendendo una risposta. Il secondo, nonostante fosse disposto a prendersi l'onere di saldare il debito ancora in essere, gli viene detto di no, perché non gradito politicamente.
malgrado avesse nel proprio programma la valorizzazione del settore giovanile e la continuazione della storia del calcio cavolo. Preso atto che da parte dell'assessore Boato si lavora ancora per la fusione cavolo della salute, un gruppo di genitori del settore giovanile e una parte del vecchio direttivo si unisce e presenta un progetto al sindaco che esprime parere favorevole e durante un incontro alla Palexoma a tutti i genitori, i quali dimostrano il proprio entusiasmo, tanto da supportare e promuovere sui social tale iniziativa. Durante questo incontro viene annunciato il ridimensionamento della prima squadra e la valorizzazione del settore giovanile con la collaborazione del Coaching Sport Italia, società che promuove corsi di formazione tecnica e aggiornamenti nell'ambito del calcio giovanile. Quando si arriva al momento di fare il passaggio di consegne tra il presidente dell'AIDA e il nuovo gruppo, ci viene riferito che il contributo che ogni anno e da molti anni viene elargito dall'amministrazione al calcio cavole non sarà più della somma consueta, ma molto inferiore, visto il programma poco ambizioso riguardante la prima squadra. Si danno inoltre delle indicazioni precise su chi deve far parte del nuovo direttivo e chi invece non è gradito. A questo punto, visto che le persone che si erano proposte non sono altro che genitori e piccoli imprenditori con tanta buona volontà, ci siamo dovuti arrendere. Nessuno è scappato. Siamo stati costretti a lasciare con molto rammarico, convinti che quello che nascerà dalle ceneri del calcio cavole poco avrà a che fare con cavole e con il sociale. Siamo inoltre sicuri che quello che avremmo proposto sarebbe stato un motivo d'orgoglio per tutto il popolo rossoblu, con il sogno di festeggiare il centenario del 2020, con la prima squadra formata per la maggior parte dei ragazzi cavolo. Per finire, la notizia di questi giorni che la mancata iscrizione della prima squadra a qualsiasi campionato dilettantistico, per finire la notizia di questi giorni è la mancata iscrizione della prima squadra a qualsiasi campionato dilettantistico, cancellati con questa decisione 97 anni di storia, il vecchio direttivo dimissionario. La seconda lettera che ho ricevuto è anonima, la leggo, non ve la leggo, se la prenderete voi per buona, perché è anonima e quindi non voglio... però di qui nasce la mia interrogazione urgente sulla situazione del calcio cavole, con richiesta e risposta del Consiglio Comunale, secondo quanto previsto dal regolamento. Avendo letto poc'anzi il comunicato del direttivo dimissionario del calcio cavole che allego il copia, avendo ricevuto e letto sempre oggi pomeriggio un'altra lettera anonima relativamente al calcio cavole in cui si confermano le tesi sostenute del direttivo dimissionario che allego il copia, si interroga questa amministrazione e si chiede di sapere. Si chiede di sapere, ammesso che sia vera la notizia secondo cui il calcio cavole non sia iscritto al campionato dilettanti 2017-2018, quale strategia intende intraprendere per il prossimo futuro, non solo per la prima squadra, ma anche e soprattutto per il settore giovanile. Si chiede di sapere a quanto ammonta il debito del calcio cavole. Si chiede di sapere a quanto ammonta il contributo comunale del calcio cavole. Si chiede di sapere se è vero che due imprenditori volenterosi di salvare il calcio cavole sono stati liquidati, di cui, cito, il primo sta ancora attendendo la risposta, il secondo, nonostante fosse disposto a prendersi l'onere di saldare il debito ancora in essere, gli viene detto di no perché non gradito politicamente. Si chiede di sapere infine se è vero che sono state date delle indicazioni precise su chi deve fare parte del nuovo direttivo per escludere chi invece non era gradito. Ci sono altre interpellanze? Sì, grazie Presidente. La mia interpellanza, la nostra interpellanza ricalca pari pari l'interpellanza appena presentata dal consigliere Antelmo, in quanto anche noi siamo stati informati oggi stesso della situazione del calcio cavole che sembra essere precipitata proprio nelle ultime ore e quindi risparmio la lettura del comunicato, che comunque è parte integrante dell'interrogazione, il comunicato del direttivo dimissionario dell'Unione Sportiva Calcio Cavole e leggo solo la parte relativa ai quesiti posti con l'interrogazione.
ci riserviamo comunque di protocollare domani l'interrogazione, ma riteniamo tanta l'urgenza di doverla leggere oggi in seduta consigliare. Alla luce del comunicato dell'Unione Sportiva Calcio Caorle si chiede di sapere se i fatti riferiti corrispondono al vero, se corrisponde al vero che tra il sindaco Striuli e l'assessore allo sport Boato vi sono divergenze di vedute rispetto al futuro della storica Unione Sportiva Calcio Caorle, quali siano gli obiettivi del progetto perseguito dall'assessore Boato di fusione tra il calcio, la salute di Vivenza, la San Giorgese Calcio e il Calcio Caorle. A quanto ammonta il contributo annuale che fino all'anno scorso il Comune di Caorle ha riconosciuto all'Unione Sportiva Calcio Caorle? Riteniamo che quanto accaduto sia molto grave, tanto più se consideriamo l'ennesimo allarme lanciato in questi giorni dal responsabile del SERT di Portogruaro, in base al quale a Caorle gli adolescenti in età sempre più precoce sono interessati da dipendenza da alcol e da sostanze. Grazie. Ci sono altre interpellanze? Allora rispondiamo alle interpellanze già presentate. Con la parola al vice sindaco Polisi. Grazie, buonasera. Do risposta all'interpellanza del gruppo consigliare Miolo su oggetto interrogazione scritta con risposta in seduta consigliare riguardo gli sfalci alla Plavis. Ci risulta, leggo il testo dell'interpellanza, nelle scorse settimane i dipendenti dell'istituzione o azienda speciale Don Moschetta hanno provveduto allo sfalcio dell'erba nella cosiddetta zona Plavis, nella parte che va dal retro del supermercato Penny fino alla strada provinciale o Viale Fama. Ci risulta inoltre essere quell'area privata e ci risulta che per procedere all'intervento in area privata è necessario o l'autorizzazione del proprietario o di un intervento pubblico che deve essere giustificato dal punto di vista igienico-sanitario, comunque previa diffida all'adempie nei confronti del privato proprietario, con conseguente addebito al privato stesso delle spese sostenute dalla collettività per le inadempienze del soggetto interessato, in questo caso il proprietario del terreno. Tanto premesso si chiede se sono stati effettivamente dipendenti delle istituzioni o azienda speciale Don Moschetta ad intervenire per lo sfalcio dell'erba nell'area sopra indicata e se l'area è effettivamente privata, se l'amministrazione comunale ha diffidato la proprietà a tenere pulita l'area o se ha avuto risposte in tal senso dai proprietari. 3. Se l'area sopra indicata è ricompresa nelle aree prese in carico dall'istituzione o azienda speciale Don Moschetta per lo sfalcio dell'erba. 4. Se questo è il primo intervento da quando si è insediata l'amministrazione comunale dal marzo 2016 o se ne sono stati effettuati altri dall'istituzione o azienda speciale Don Moschetta e in passato dalla Camera Patrimonio SR. 5. Se sono stati effettivamente eseguiti interventi di sfalcio dell'erba come sopra indicato, a quale titolo gli stessi sono stati eseguiti? Se sono stati effettivamente eseguiti, quanti operai e quante ore di lavoro sono state impiegate per titolo rispettivo economico che la Camera Patrimonio SRL, istituzione o azienda speciale Don Moschetta hanno speso per la sistemazione dell'area. 6. Se invece per l'intervento c'è stata una richiesta dei privati proprietari, se anche altri privati possono chiedere tali tipologie di intervento. 7. Se eventualmente l'ordine di tali interventi è stato dato dal sindaco in persona o da qualche componente della giunta o comunque da chi è stato dato e a chi. 8. Se eventualmente l'ordine di tali interventi è stato dato dal Presidente o dalla direttrice dell'istituzione o azienda speciale Don Moschetta o comunque da chi è stato e a chi. 9. Se eventualmente l'ordine è stato dato dall'amministratore unico della Camera Patrimonio quale liquidatore o comunque da chi è stato dato e a chi. 10. Se gli uffici comunali sono intervenuti o come intendono intervenire e in quali modalità, nel caso non sussista un esito operato da parte della Camera Patrimonio SR prima, dell'istituzione Don Moschetta stessa o di chiunque all'interno dell'amministrazione comunale e non sia per tale ultimo intervenuto sul consigliare di nuovo interno. Si riscontra, questa è la risposta, l'interrogazione pervenuta in data 9 del 5 e si premette che l'area di cui trattasi, ricadente all'interno del piano attuativo Plavis, è in